Va ora in onda Grafologia con Renato Pasqualotti. Impara a conoscerti dalla tua scrittura. Un buongiorno a tutti i radioascoltatori, ai telespettatori. Renato Pasqualotti, il grafologo da Radio Conegliano, Veneto Globe. Le volte precedenti abbiamo parlato, sempre nell'ambito pittorico, che io continuo a portare avanti di settimana in settimana, di altri pittori come Michelangelo, come Tintoretto, nell'ambito appunto della pittura del Rinascimento. Oggi mi soffermo ad esaminare un po' la pittura, ma soprattutto la scrittura di un pittore che voi tutti conoscerete, che è Raffaello Sanzio. Raffaello, nato ad Urbino il 6 aprile del 1483, è morto all'età di 37 anni. Teniamo conto, perché attorno a Raffaello c'è un po' un alone di mistero anche per queste strane coincidenze, che è morto il giorno del suo compleanno, quindi ancora il 6 aprile del 1520, quindi all'età di 37 anni, un venerdì santo, di notte. Così scrisse appunto Vasari, uno storico importante di quell'epoca. Raffaello Sanzio, figlio di un pittore, quindi portato appunto dal pittore nel proprio laboratorio fin da giovane. Come abbiamo visto altre volte, la situazione parentale, quindi le difficoltà dei primi anni di vita, pensiamo per esempio alla situazione di Leonardo da Vinci piuttosto che Michelangelo, ha fatto, come anche in Raffaello, portare avanti con determinazione i propri talenti. Raffaello infatti è rimasto orfano di madre nel 1491, quindi soltanto all'età di 8 anni. È morto il padre poi 3 anni più tardi, quindi Raffaello aveva 11 anni. Quindi pensiamo già a una situazione familiare con difficoltà dal punto di vista proprio educativo. Ma avviato come era già fin da ragazzino al laboratorio del padre, continuò questa propria attività. Si spostò già per volontà del padre al laboratorio, all'atelier del Perugino, dove quindi apprese i rudimenti più importanti della sua pittura, la delicatezza del tratto. Raffaello è stato un pittore raffinatissimo. Lo troviamo come pittore di Madonne, che tutti noi sicuramente già conosciamo. Sicuramente tutti voi conoscete la Madonna che ora è a Dresda, la Madonna Sistina, eseguita nel 1513, perché tutti noi sicuramente riconosciamo quei due putti che stanno un po' alla base di questa Madonna, di questa Assunzione. Li riconosciamo perché? Perché è stato un business attorno in questi ultimi anni attorno a questi due angioletti, che li troviamo riprodotti un po' in tutte le pitture, li troviamo riprodotti nei portapenne, nelle borse, un po' dappertutto. Ma Raffaello è un pittore che non è sicuramente un pittore da rovinare o da ridurre a tutto questo. È un pittore interprete per il suo ideale di bellezza, molto apprezzato fin da giovane, molto richiesto in ambito religioso soprattutto, proprio per la finezza della sua pittura, molto delicata. Lavorò sia per commissioni di ritratti importanti, pensiamo al ritratto di Doni, pensiamo al ritratto di Baldassarre Castiglione, delicatissimi perché nel ritratto Raffaello rappresentava soprattutto lo sguardo, l'anima, c'era un tono di pacatezza in tutti i suoi volti, siano esse Madonne, santi oppure ritratti di personaggi illustri dell'epoca. Lavorò anche per il Papa Giulio II, ricordiamo Giulio II come Papa perché commissionò l'importante sculture, ricordiamo le prigioni per la tomba che Michelangelo aveva fatto per Giulio II.
E Giulio II commissionò quel grande ciclo di affreschi che noi nella Città del Vaticano, che sono appunto ora, li troviamo nei musei vaticani. Sono rappresentazioni enormi, quindi vediamo che questo pittore così raffinato riusciva benissimo a lavorare sia nelle dimensioni piccole, come i ritratti commissionati da questi mecenati, oppure anche in grandi dimensioni. Nelle grandi dimensioni c'era sicuramente maggior vigore. Ricordiamo che in quel periodo Michelangelo aveva dato inizio alla volta della Cappella Sistina. Quindi la Cappella Sistina a Roma, quindi nello stesso ambito dove Raffaello cominciò ad affrescare appunto questa città del Vaticano nei musei, Michelangelo è stato preso sicuramente un po' così di imitazione. Quindi le figure tanto sottili, tanto angeliche dei ritratti delle Madonne diventarono figure importanti. Ricordiamo soprattutto la scuola di Atene, che è singolare. Perché? Perché nella rappresentazione dei filosofi, quindi Atene, saggi dell'antichità, Raffaello rappresentò anche personaggi dell'epoca. La figura di Platone rappresenta il ritratto di Leonardo da Vinci. Ma proprio per questa attenzione che Raffaello ha avuto per Michelangelo, osservando attentamente la Cappella Sistina, in un secondo momento portò in primo piano la figura stessa di Michelangelo, mentre invece lui, Raffaello, si rappresentò in modo molto discreto in mezzo al pubblico, se vogliamo, nella parte destra dell'affresco. Quindi vediamo un pittore raffinato, delicato, molto apprezzato a quell'epoca. Purtroppo morto in età molto giovane, 37 anni. Vasari, quando parla di lui e parla della sua vita, dice che Raffaello non visse da pittore, ma visse da principe, quindi molto onorato e anche con una buona disponibilità finanziaria. A fianco a questo, quindi, come pittore che diciamo sicuramente importante, consiglierei a tutti appunto di andare a visitare gli Uffizi, dove vediamo molte opere di Raffaello. Andiamo a prendere ora Raffaello Sanzio dal punto di vista grafologico. La scrittura di Raffaello Sanzio. Allora, la scrittura è una scrittura particolarmente accurata, però questa accuratezza nasce dall'animo, è un'accuratezza spontanea. Moretti, nel suo trattato, parla del segno accurata spontanea, cioè quel movimento della mano, del braccio, che nasce naturalmente perché dentro l'animo dello scrivente c'è questa calma, questa attenzione, questa serenità. Ecco che allora quella serenità che noi troviamo nei suoi ritratti, nei volti delle Madonne, nei volti dei santi, nell'equilibrio tra il primo piano e lo sfondo, il panorama dello sfondo dei colli marchigiani o fiorentini, trovano l'esatta corrispondenza anche nella sua scrittura. E poiché diciamo che con la scrittura noi facciamo il nostro autoritratto, quindi qui è un autoritratto psicologico, quindi non pittorico, noi troviamo molti elementi che ci fanno capire che questo personaggio era molto attento, molto accurato, ma in modo spontaneo. C'è molta armonia nelle lettere, nel mantenere il rigo, quindi anche determinazione, con dei punti di salita del rigo, quindi va in ascendente. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'artista, lo scrivente, quando ha questo segno ascendente, aspira a qualcosa di migliore, dal punto di vista psicologico, ma anche dal punto di vista della propria carriera, se vogliamo, ma c'è anche spiritualità. La spiritualità la troviamo nei tratti alti delle lettere, la troviamo
nel famoso segno che si chiama apertura a capo, che è appena accennato, però avessimo una lente lo potremmo vedere tutti, che sta proprio a indicare questo senso di andare a sublimare ciò che troviamo negli istinti, ben evidenti, perché i tratti sotto delle lettere, le troviamo nella F, nella P, nella G, sono molto marcati. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che quindi la parte degli istinti, che poi è anche la molla della creatività, va verso l'alto, quindi tutto viene sublimato. Sublimato vuol dire portare a livelli più alti ciò che è dentro di noi, ciò che è dentro l'inconscio nostro. Pittore raffinato, abbiamo detto, ma anche dal punto di vista di relazione, una persona molto pacata. Lo stesso volto che noi abbiamo visto, nella fisionomica, se vogliamo, del carattere, troviamo i lineamenti molto delicati, un viso sottile, allungato, le labbra piuttosto carnose ed intense, un naso piuttosto allungato. Questo vuol dire la capacità intuitiva dell'individuo. Sereno. Il volto è significativo per quel che riguarda il carattere dell'individuo. Lo vorremmo definire dal punto di vista ippocratico sicuramente nel temperamento del nervoso, quindi più longilineo, più intuitivo. E l'intuizione gli è servita anche per entrare dentro gli argomenti, capire la psicologia dell'individuo, i moti affettivi dell'anima, delle persone che andava a rappresentare, siano esse madonne, santi, oppure quei mecenati di cui faceva poi il ritratto. Personaggio piacevole, sicuramente molto apprezzato sia dal punto di vista pittorico che dal punto di vista umano. Se noi volessimo un po' raffrontarlo, come ho fatto con il Tintoretto la volta scorsa, alla figura di Michelangelo, noi troviamo delle differenze consistenti. Che cosa possiamo trovare di differente? Noi troviamo che nella scrittura di Michelangelo c'è questo rigore, questa rigidità, questi angoli molto acuti, quindi un temperamento molto reattivo, molto determinato, con più energia. Pensiamo infatti che, come sappiamo, Michelangelo è uno scultore, quindi necessita di una maggiore energia fisica per scolpire, usare il martello, lo scalpello. Questo non avveniva ovviamente in Raffaello, perché Raffaello è un pittore delicato. Ecco che quindi le lettere, calibro più piccolo, e una maggiore espansione, vediamo, delle lettere iniziali o di certe lettere che stanno all'interno. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che dal concetto di realtà su cui appunto si appoggia, perché aveva molto senso del reale, era molto pragmatico, c'era una grande espansione verso l'alto e lo troviamo proprio nella delicatezza dei volti, nella sensibilità di certi accorgimenti anche nelle sacre conversazioni o nei gruppi di santi. Tutto è molto armonico, i colori sono delicati, non sono forti, non sono accesi e aggressivi come possiamo trovare in Michelangelo, sono più delicati, sono più pacati, proprio per sottolineare un po' l'animo dolce e delicato di Raffaello. Che cosa scrive il nostro Girolamo Moretti al riguardo? Ecco, teniamo conto che Raffaello è nato ad Urbino e quindi sicuramente di questo ne ha tenuto conto. Dice, carattere che tende a ciò che ha l'impronta dell'originalità, nei limiti dell'eleganza, però controllata. La scrittura è filiforme, quindi leggera, è portato alla bontà, ha l'ambizione però di distinguersi, ma è un'ambizione tutt'altro che violenta. È sostenuto, per il tratto elegante che troviamo, ma senza sfarzo, senza affettazione goffa. Subisce le idee e le abitudini dell'ambiente
e non ha però la forza di liberarsene. È sincero, tende a non sopportar nulla che sappia di stonatura, tanto nel campo estetico che in quello etico. Tutto ciò che costituisce banalità o bassezza gli ripugna. Vediamo quindi che c'è molta coerenza in questo artista. Lo troviamo coerenza nel suo temperamento, troviamo coerente l'immagine che dà di sé, quindi dal punto di vista fisico, e questo fa capire che siamo davanti a un personaggio veramente straordinario, morto purtroppo in giovane età. Ecco, con questo, amici, io vi saluto. Ritornerò prossimamente con un altro artista molto vicino in questo periodo del Rinascimento. Vi auguro una buona giornata. Renato Pasqualotti da Veneto Globe, Radio Conegliano. Avete ascoltato Grafologia, un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio.